Lord, don't leave me all by myself. Lord, don't leave me all by myself. Lord, don't leave me all by myself. Salve a tutti, benvenuti a Lettera D. Oggi abbiamo un ospite di eccezione, un giornalista, uno scrittore. È nato ad Agrigento ma vive da tanti anni a Milano perché scrive per il Corriere della Sera. E abbiamo con noi Matteo Collura. Salve, benvenuto. Buonasera. È da poco uscito il suo libro, La sua ultima fatica, La badante, un libro che si occupa della terza età e racconta la storia di un professore in pensione che per motivi di salute viene assistito da una badante, una donna rumena che comunque è molto affascinante nonostante la sua semplicità. Abbiamo già detto che lei è uno scrittore e un giornalista, quindi la prima domanda che le pongo mi sorge spontanea. Com'è nata la sua passione per il giornalismo e per la scrittura? Beh, per la scrittura, diciamo, la passione per la scrittura precede quella per il giornalismo. Io sono fondamentalmente un artista, ho iniziato la mia attività, diciamo, lavorativa, proprio, uso il termine lavorativo proprio perché per me doveva essere un lavoro, la mia professione, con la pittura. Ho fatto la scuola d'arte, ho la maturità artistica e conseguito a Palermo in anni lontanissimi ormai. Ecco, e poi mi sono dato alla scrittura, diciamo, letteraria, ma prima ho cominciato come giornalista, ma per me lo scrivere era, come dire, una continuazione in meglio del dipingere, proprio mi soddisfava dal punto di vista artistico. Essendo io un artista, la mia realizzazione massima poteva venire nell'esprimermi come artista. Ecco, quindi scrivendo mi considero proprio un uomo fortunato che ha scelto il lavoro che gli piace fare, che è quello dello scrivere articoli di giornale ma anche libri. Libri. Sì, in effetti lei ha scritto numerosissimi libri, ma qual è il libro a cui è più legato e soprattutto perché è più legato? Ma di solito si è legati all'ultima creatura e quindi al bambino più piccolo, quello appena nato. Prendiamo la metafora, diciamo, del bambino e del padre. E quindi dovrei dire questo, la badante, l'ultimo. Forse quello a cui sono più legato è Alfabeto eretico, così si intitolava quando uscì per Longanesi in anni passati, e poi nel ventennale della morte di Leonardo Sciascia il titolo fu levemente cambiato, non si intitolò più Alfabeto eretico ma Alfabeto Sciascia. Ecco, questo libro, che è una specie di dizionario del mondo privato e pubblico di Leonardo Sciascia, che è stato un mio amico e maestro. Ecco, forse questo è il libro a cui tengo di più. Esattamente, perché lei è il biografo di Sciascia, quindi chi meglio di lei può dirci qual è il messaggio più importante che Leonardo Sciascia ha voluto lasciarci attraverso i suoi scritti? Quello di restare uomini liberi, qualunque mestiere si faccia, qualunque attività si faccia, insomma, quello di restare liberi, cioè liberi dal bisogno, se è possibile, perché quello non sempre dipende da noi, quindi se si ha il necessario, non aspirare ad avere di più a qualunque costo, ecco, questo, perché la lusinga del guadagno può costringere a delle azioni che sono peggiori di quelli che lo fanno per disperazione, insomma. Quindi liberi dal bisogno, ma liberi anche dalla lusinga dell'avere di più, del guadagno. Questo equilibrio porta alla libertà, quindi a poter dire quello che Sciascia ha detto sempre, perché era un uomo libero, nel senso che ha rinunciato anche a guadagni notevoli, insomma. Ecco, la libertà ha un prezzo, ha un costo, ci dice Sciascia. Ecco, questa è la lezione sua più importante. Adesso lei vive a Milano, si è occupato però tantissime volte nei suoi libri della Sicilia. Cosa le manca di più di questa isola meravigliosa?
Ma a me francamente la Sicilia non manca, perché io vivo a Milano da 37 anni, però faccio un lavoro che mi consente quando ero, diciamo, attivo come giornalista, anche allora potevo venire in Sicilia quando volevo, insomma, ho fatto l'inviato per tanti anni. Anche adesso, insomma, non sono un emigrato che deve aspettare il mese di agosto per poter godersi la vacanza nella terra d'origine. Io sono una persona che ha scelto di vivere a Milano perché era la città in cui c'era il Corriere della Sera, che era il giornale a cui io aspiravo di andare a lavorare. Mi è riuscito di farlo, per cui per me Milano coincideva con la realizzazione di un sogno, quindi la Sicilia ce l'ho nel cuore, naturalmente fa parte dei primi anni della vita in cui tutto viene assorbito e la formazione del carattere avviene lì, in quei primi 18 anni, 16 anni, 20 anni, insomma. Ecco, io sono andato via che avevo oltre 30 anni, per cui ormai la crosta, dice Tomasi di Lampedusa, ormai la crosta era fatta, insomma. Sì. E quindi nessun rimpianto. Io vivo bene a Milano, pensando alla Sicilia da lontano e venendo abbastanza spesso, ecco. È una situazione, direi, fortunata la mia. Benissimo. Da giornalista, crede che in Italia esista davvero la libertà di stampa? Ma io l'ho fatto e continuo a farlo, anche se adesso più che altro scrivo articoli di cultura riferito alla letteratura. Io credo che la libertà sia dentro di noi, il discorso che facevo su Sciascia prima è importante. Io dopo in tanti anni di attività giornalistica non mi è mai stato detto di questa cosa, occupatene così, scrivi questo, mai, non mi è mai successo, e ho lavorato al Giornale di Sicilia, al Giornale L'Ora, al Mattino di Napoli e al Corriere della Sera. Non mi è mai successo che mi censurassero qualcosa. È chiaro che una persona con la testa sulle spalle, un professionista che lavora per un giornale e sa chi è il suo editore, è chiaro che lavora entro certi limiti. Se naturalmente ha il piacere di prendere lo stipendio ogni fine mese, deve sapere che quello stipendio glielo dà quell'editore e quell'editore ha determinati interessi insomma, si muove in un certo ambito, insomma, questo è ovvio. Però, ripeto, la libertà è soprattutto quella che noi stessi ci imponiamo. Benissimo. Negli ultimi mesi stiamo assistendo all'atroce propaganda degli uomini dell'ISIS che ci mostrano dei video scioccanti e con i quali stanno terrorizzando il mondo occidentale. Lei crede che sia giusto mostrare queste immagini, quindi per dovere di cronaca, oppure pensa piuttosto che l'informazione debba a un certo punto fare un passo indietro per difendere anche la dignità delle persone che si trovano a essere vittima di questi gesti brutali? Io sono per una forma di censura che viene non però imposta da uno Stato, ma da una forma di censura che ci imponiamo noi stessi come esseri umani. Io mi censuro in moltissime cose, proprio perché me lo impone il mio gusto, la mia cultura, la mia sensibilità. Ecco, io credo che, per esempio, diffondere i filmati in cui si vedono questi dell'ISIS che sbanderano questi loro drappi neri, mi sembrano tra l'altro loro come degli scarafaggi e si muovono come degli scarafaggi con le armi in pugno. E così andrebbero trattati, proprio schiacciati come scarafaggi, perché sono persone che non hanno nessuna ideologia giustificabile, sono assetati di sangue, lo dicono, hanno un odio nei confronti dell'Occidente che non è ideologico ma è di tipo razzista, acritico, disperato, io non so da dove, insomma, come poterlo definire. E quindi io no, direi che incoraggiarli mettendo in onda le immagini che li riguardano anche nelle loro nefandezze credo che non sia giusto, anche perché questo naturalmente sangue chiama sangue, per cui poi ci saranno sempre dei giovani che verranno attratti da queste immagini che per noi sono sconvolgenti, sono
altro che repellenti, però per qualcuno invece, per qualche giovane possono costituire un'attrattiva di riscatto mal compreso, insomma, ecco, per disperati Spirito di a cui emulazione. la vita non offre niente e per cui si buttano verso questo tipo di vita aggressiva, animalesca, terribile, insomma. Sanno di andare incontro a un suicidio, però è un po' sempre la filosofia del beau geste, della bella morte, ecco, che li attrae. E su questo bisognerebbe lavorare. Esattamente. Si occupa delle pagine di cultura del Corriere della Sera. No, non me ne occupo, io ormai sono un collaboratore, quindi scrivo di cultura per il Corriere della Sera, mi chiedono degli articoli, dei commenti e io li faccio. No, mi sono occupato finché ero attivo, diciamo, come giornalista. E cosa pensa dell'attuale situazione culturale dell'Italia? Cioè la crisi ha determinato una battuta d'arresto allo sviluppo culturale o semmai anzi stiamo assistendo al diffondersi di nuove attività culturali anche da parte di piccole organizzazioni, come nel caso delle case editrici che stanno nascendo, piccole case editrici che comunque nonostante le difficoltà portano avanti un'attività. Sì, ma a me pare che maniera molto la seria. cultura sia più viva che mai in Italia. I festival di letteratura hanno delle risposte riferite al pubblico straordinarie, insomma, a partire da Mantova, ma ce ne sono ormai tantissime dovunque, le presentazioni dei libri, tutto ciò che fa spettacolo attrae e attira folle. Io parlo di folla, non di spettatori. Però la crisi certo ha inciso, poi anche la nuova tecnologia ha tagliato posti di lavoro, stanno cambiando le abitudini. Io ogni mattina acquisto il giornale, anzi ne acquisto due, perché io appartengo a una vecchia generazione che ha bisogno del giornale, di quello che oggi viene definito con un termine che a me sembra spregiativo, ingiustamente spregiativo, che è cartaceo. Come si fa a dire l'edizione cartacea? Dia edizione di carta, non so, oppure non, ma è bruttissimo. Comunque in ogni caso, molti invece non sanno neanche cosa sia più la penna, la matita, la carta, e questo naturalmente questo prova che ci sono dei cambiamenti in corso, e però la cultura mi pare che non ci sia, voglio dire, io vedo che il teatro funziona. Il teatro all'aperto d'estate, per esempio, ma dove si è detto mai che si fanno migliaia di spettatori leggendo i 10 comandamenti, come fa l'attore toscano che adesso non... Benigni, ecco. E come si fa i 10 comandamenti, la Bibbia, Dario Fo che legge le vite degli artisti, di Michelangelo, in pubblico, con migliaia di spettatori. No, devo dire che e i festival, dicevo, di letteratura a Roma, Milano, dovunque, insomma. No, la cultura funziona se però, ecco, non è soltanto di carta, ma è soprattutto spettacolo. Ecco. Purtroppo attualmente si parla molto di scontro tra religioni. Lei è credente e in ogni caso come si pone nei confronti delle altre religioni? Io non sono credente, non ho una mia religiosità che è dovuta anche al fatto che ho una certa età, perché diceva, mi pare lo dicesse Guttuso, dopo i 20 anni non si può essere atei, cioè si cerca qualcosa, ecco. No. Io trovo che la religiosità quando si allontana dallo spirito filosofico e diventa puro insegnamento dottrinale e anche rituale, ecco, questo può essere pericoloso, insomma, ecco. Ma se la religiosità qualunque religione, mira a far crescere qualcosa dentro di noi che riguarda lo spirito, insomma lo possiamo chiamare come vogliamo, ecco, questo no. Il senso di religiosità credo che sia innato in noi, negli esseri umani. Credo che se un bambino lo si lasciasse in una giungla, abbandonato, e crescesse da solo con gli animali, a un certo punto nella età della consapevolezza credo che adorerebbe qualche idolo, penserebbe guardando la sera le stelle, assistendo
alla pioggia, ai tramonti, ai temporali, ai lampi, ai tuoni, eccetera, eccetera, penserebbe a un Dio sicuramente, e quindi c'è qualcosa. Ecco. A me basta l'insegnamento di Kant, il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me, questo per me è perfetto, insomma, ecco. Soprattutto il cercare di amare il prossimo, non perché ci sarà un compenso finale, questo già dà più valore al fatto, a questa scelta, insomma, ecco. Esatto. Un'ultima domanda. Come comincerebbe la sua autobiografia? E soprattutto, ha mai pensato di scriverla? No. No, penso proprio di no. Comunque, diciamo, il primo pensiero sarebbe quello di una vita che meritava di essere vissuta. C'è stato qualche anno fa, hanno fatto un libro sull'epitaffio scritto in vita, che raccoglieva così, questi epitaffi di scrittori, di attori, insomma, uomini e donne di varie attività, insomma. L'ha pubblicato Mondadori, e quando mi hanno chiesto di dare la mia frase, di scolpire la mia frase sulla tomba, io pensai questa, ne valeva la pena, ecco. Non ne è valsa la pena, ne valeva la pena, allontanando così In effetti è un'occasione che ci è data, un'occasione bellissima, tranne che non si nasca handicappati, insomma, con gravissimi difetti, malati. Insomma, se la vita invece la viviamo normalmente, credo che sia un dono straordinario. E poi l'unico, non credo che ci possano essere doni che possano avere questa valenza, questo valore. È veramente qualcosa di straordinario la vita, e per questo va vissuta nel pieno, proprio per dare valore a questo tesoro che ci è stato dato. E se si crede, per ringraziare in questo modo chi ci ha dato questo grandissimo dono. Ecco, il dovere di essere felici. Il senso di questo mio ultimo libro è questo, ed è una frase che si può leggere in un libro importante, insomma, che qui non starò a spiegare. Comunque, l'uomo non ha il diritto di essere felice, ha il dovere di essere felice, proprio perché la vita è così bella che bisogna questo valore darglielo, insomma, riconoscerlo. Ecco. Quindi cercare comunque di raggiungere sempre la felicità. Sì, penso proprio di sì. Benissimo, noi ringraziamo Matteo Collura per essere stato nostro ospite, vi saluto, vi invito alla prossima puntata, buona vita a tutti.